L'abbandono dei rifiuti sulle strade diventa sanzione penale, se ne è parlato oggi al Libero Consorzio di Agrigento in un incontro operativo con le forze dell'ordine in preparazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. I parroci di Palma di Montechiaro scrivono una lettera ai fedeli in seguito alla intimidazione al sindaco Castellino, rafforzare i legami di carità e dimostrare coraggio e speranza. La Regione torni sui suoi passi, aggiorni la via e tenga conto delle direttive europee, questo quanto chiesto dall'eurodeputato del Partito Democratico Pietro Bartolo in una interrogazione parlamentare. Ripropone la sua candidatura l'uscente sindaco di Naro Maria Grazia Brandara. Sabato prossimo un dibattito sull'informazione e democrazia, il ruolo delle TV locali. Si terrà alla Biblioteca Lucchesiana, organizzata dall'Associazione Vangelo in Vite. Le ultime novità sul futuro dell'Akragas e sull'Empedoclina Calcio. Buongiorno ai nostri telespettatori con un nuovo appuntamento del nostro telegiornale TV a Notizie. L'abbandono dei rifiuti sulle strade diventa sanzione penale. Il Libero Consorzio di Agrigento ha organizzato oggi il primo incontro operativo con le forze dell'ordine in preparazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Vi proponiamo il servizio. Dottor Achille Contino, oggi un'interessante iniziativa presso il Libero Consorzio mirante a parlare dei rifiuti, purtroppo un tema annoso, i rifiuti che vengono lasciati per strada e che ovviamente non danno una buona immagine in vista della nostra Agrigento 2025. Certo, è un problema che va risolto perché se abbiamo il grande riflettore di Agrigento Capitale della Cultura, questo riflettore sarà puntato anche sui limiti del nostro territorio provinciale. Quello dell'abbandono dei rifiuti purtroppo è un problema molto grave che va in qualche modo affrontato. Ci viene incontro una norma nuova della fine dell'anno scorso che ha trasformato questo da sanzione amministrativa a reato penale. Quindi è bene che la popolazione venga prontamente informata, si faccia una forte azione mediatica contro l'abbandono dei rifiuti, facendo capire alla gente che non conviene assolutamente abbandonare i rifiuti perché significa una multa minima di 2.500 euro e il rischio di un processo penale o del sequestro del mezzo che sia utilizzato per l'abbandono dei rifiuti. Forse occorrerebbe anche una buona campagna di comunicazione. Certo, la provincia già l'anno scorso aveva affrontato una campagna di comunicazione attraverso le scuole, abbiamo stampato un depliant che adesso dimostreremo, attraverso il quale puntiamo a convincere le giovani generazioni ad sensibilizzarsi su questo tema e ad essere soprattutto ambasciatori verso le proprie province per invitare coloro che questa pratica antipatica utilizzano, si ricredano e ritornano indietro sulle loro cattive abitudini. Ecco, quanto è importante un'iniziativa del genere per cercare di evitare appunto questi rifiuti selvaggi, Io ritengo che sia estremamente importante un'attività di coordinamento di questo tipo perché gli enti chiamati a svigilare sono tanti, molti e quindi hanno bisogno effettivamente di una cabina di regia. Oggi, come è noto a tutti, c'è un novellato normativo che configura l'abbandono di rifiuto anche da parte dei privati in un reato seppur contravvenzionale punito con ammenda, per cui ognuno deve fare la propria parte, dal comune all'unione dei comuni alle forze di polizia tutte. Questo per il bene di una città che, come sappiamo, si candida a essere capitale della cultura, ma anche per un motivo etico e morale, perché certamente non possiamo consegnare alle future generazioni, ma è anche auspicabile non vivere in mezzo alla spazzatura, tenuto conto che i servizi sono tali e tanti da poter assicurare un adeguato decoro a questa città. Parliamo di questa iniziativa in vista di Agrigento Capitale 2025, iniziativa fatta dalla provincia relativamente ai rifiuti selvaggi. Qual è la situazione, Assessore? Allora, intanto questa è una buona iniziativa in vista di Agrigento Capitale della Cultura 2025, cerchiamo di attrezzarci e fare in modo che anche questo odioso fenomeno dell'abbandono dei rifiuti
venga effettivamente contrastato. Per fare questo è necessario che ci sia la convergenza di forze di tutti coloro che operano nel territorio, quindi non solo da parte del comune ma anche della provincia, da parte delle altre forze dell'ordine. Quindi noi oggi qua cercheremo di dare delle linee guida anche in relazione alle norme che contrastano il fenomeno. I presbiteri di Palma di Montechiaro hanno scritto una lettera in seguito all'intimidazione al sindaco di Palma Castellino, il servizio. Sull'intimidazione al sindaco Castellino, i parroci di Palma Montechiaro scrivono una lettera affermando: dopo l'atto intimidatorio rivolto al nostro primo cittadino, ci troviamo di fronte a un momento di necessaria riflessione sulla natura del nostro vivere insieme e sul rispetto reciproco che viene a mancare nei rapporti interpersonali, pilastri fondamentali del nostro convivere nella comunità. L'atto intimidatorio, scrivono i parroci, nei confronti del sindaco Stefano Castellino ha turbato non solo la sua persona e i suoi cari, ma ha scosso l'equilibrio di tutta la cittadinanza, ricordandoci quanto sia fragile il vivere civile. In quanto comunità di fede, come presbiterio palmese, condanniamo con fermezza tale gesto. L'intimidazione che cerca di instillare paura e di minare l'integrità del nostro ambiente civico non ha e non deve per nessuna ragione trovare posto tra noi. Ogni forma di intimidazione contrasta direttamente con la dignità di ogni persona. Allo stesso tempo coltiviamo la speranza che chi è dietro a questi gesti possa riconoscere e comprendere il proprio errore. Agire contro il sindaco Castellino significa colpire il cuore della cittadinanza. Invitiamo pertanto a una riflessione profonda nella speranza che possa emergere una rinnovata coscienza civica, una nuova mentalità culturale e un nuovo senso di responsabilità e di comunità che guarda al futuro con coraggio. In questo turbamento vogliamo pertanto esprimere la nostra più profonda vicinanza e consolazione al nostro sindaco e ai suoi cari. Invitiamo pertanto ogni membro della nostra comunità a rafforzare i legami di carità, a dimostrare coraggio e speranza. Non lasciamo che le azioni di pochi offuschino il bene e lo spirito di collaborazione e rispetto che abbiamo costruito con molta fatica. Affrontiamo pertanto insieme questo momento con forza e determinazione, rinnovando il nostro impegno a favore di una società più pacifica e rispettosa. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, nel ribadire piena fiducia nei confronti della magistratura, confida pienamente nella possibilità che l'onorevole Sammartino possa dimostrare la propria totale estraneità ai fatti che gli vengono addebitati e ricorda come lo stesso abbia ricoperto il suo doppio incarico con decoro, lealtà e trasparenza. Intanto Palazzo d'Orleans comunica che Luca Sammartino ha rassegnato oggi le proprie dimissioni dalle cariche di assessore all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea e di vicepresidente del governo regionale. Le funzioni ad interim dell'assessorato sono state assunte direttamente dal presidente della regione Renato Schifani, il quale con successivo decreto provvederà alla nomina del nuovo vicepresidente della regione. Stretta anti-assenteismo all'ARS, penalità di 180 euro e agli assenti alle votazioni. Ce ne parla Margherita Trupiano. Stretta anti-assenteismo per i deputati regionali assenti durante le votazioni all'Assemblea regionale siciliana. Dal 1 maggio in arrivo una sanzione di 180 euro qualora risultino assenti alle votazioni. I soldi saranno trattenuti dalle indennità ogni fine del mese. Sempre 180 euro saranno detratti anche ai componenti delle commissioni parlamentari assenti al momento di votare. In questo caso è stato previsto un tetto massimo mensile pari a 540 euro, dimezzati i congedi, 1 e non più 2 al mese. Il provvedimento pare sia stato deliberato all'unanimità dal Consiglio di Presidenza e, come detto, il nuovo meccanismo scatterà il 1 maggio e a proporre la data simbolica è stato il presidente dell'ARS Galvagno. E sul rigassificatore a Porto Empedocle interviene l'eurodeputato del PD Bartolo. La Regione aggiorni la via e tenga conto delle direttive europee. Il servizio.
la regione siciliana torni sui suoi passi rispetto alla scelta del rigassificatore a Porto Empedocle. A chiederlo è l'eurodeputato del Partito Democratico Pietro Bartolo, dopo la risposta della Commissione europea all'interrogazione che ha presentato lo scorso febbraio sull'impianto che dovrebbe essere realizzato e che lambirebbe la Valle dei Templi in un'area diventata negli anni residenziale. Nel testo, a firma del commissario Sikenkiewicz, prosegue Bartolo, la Commissione ribadisce che al momento di adottare una decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione per un progetto, l'autorità competente deve accertarsi che qualsiasi conclusione o decisione che concluda la procedura di VIA sia ancora attuale. Se lo stato dell'ambiente è cambiato dopo l'autorizzazione di un progetto o se sono emersi nuovi risultati in merito all'impatto del progetto sull'ambiente, tra il momento in cui lo stesso è stato autorizzato e la sua esecuzione può essere necessario aggiornare la valutazione di conseguenza tenendo conto delle legittime aspettative del pubblico e del principio di buona amministrazione. A Porto Empedocle l'edilizia negli ultimi 20 anni, quando il rigassificatore è stato progettato, si è sviluppata in direzione dell'area in cui oggi viene previsto l'impianto, afferma il parlamentare Bartolo. Per questo, confortati anche dalle parole della Commissione, chiediamo che la Regione aggiorni la valutazione di impatto ambientale. Inoltre, nella risposta di Sienkiewicz, sottolinea anche l'obbligo del rispetto della direttiva numero 18 del 2012, che impone agli Stati membri di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e le principali vie di trasporto, nonché dalla necessità di proteggere, mediante misure opportune, le zone di interesse naturali o sensibili che si trovano nei pressi degli stabilimenti. I carabinieri della stazione di Agrigento, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, hanno proceduto al sequestro di 60 frammenti relativi ad anfore da trasporto di età greco-romana di provenienza sottomarina, sicuramente poste all'interno di una nave naufragata insieme al vasellame ritenuto essere di età medievale. I predetti reperti sono stati rinvenuti all'interno di un sacchetto di plastica abbandonato sul pontile cormorano del porto turistico di Agrigento. I reperti, dopo il sequestro, sono stati affidati in custodia alla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Agrigento. Ripropone la sua candidatura a sindaco di Naro l'onorevole Maria Grazia Brandara. Ecco, sentiamo le ragioni con un'intervista al Primo Cittadino. Siamo con il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che ha annunciato qualche giorno fa la sua ricandidatura sindacatura a Naro. Ecco, come mai sindaco e su quali presupposti si basa questa voglia di continuare la sua attività amministrativa? Come si suol dire, ho rotto gli indugi. Per la verità, insomma, nei mesi scorsi un poco questo pensiero di abbandonare mi aveva preso, un po' per il clima che si era creato, un po' per le difficoltà che sono insite nell'amministrare tutti i nostri comuni, il mio in particolare sento anche in dissesto. Poi è prevalso il senso di responsabilità, il voler completare le cose iniziate e poi c'è anche un'altra cosa, non si può sempre riniziare da capo. Perché Naro ha un primato in questo senso che il sindaco uscente non è stato mai rieletto e quindi dico, pur essendosi magari succeduti sindaci all'altezza hanno dovuto sempre riniziare da capo. Io invece questa volta dico continuiamo perché siamo stati bloccati, abbiamo avuto 5 anni difficilissimi, dal Covid non dimentichiamocelo, 2 anni di fermo quasi assoluto, al dissesto e ancora prima, proprio all'inizio della mia sindacatura, la perdita dei dati finanziari che comunque ha condizionato tutto l'andazzo dell'amministrare. A questo aggiungiamo l'impoverimento del personale, è rimasto pochissimo personale con poche ore e a volte poco qualificato e certamente non per colpa loro. E quindi prevalendo questo ho detto andiamo avanti, sapendo di avere solo un paio di cose dalla mia. Quello di non avere padroni, e l'ho dimostrato nella vita di non avere padroni, e quello di mantenere sempre la schiena dritta qualunque cosa accada.
Io sono certa che troverò, come ho trovato fino adesso, delle persone che vogliono condividere questo percorso con me, un percorso di lealtà. Qualcuno dice persone oneste, ma quella è una precondizione nella vita per fare politica e soprattutto per amministrare, quindi quella non la metto neanche in conto, nel senso che Naro soprattutto ha bisogno di gente che abbia coraggio. Che tipo di coraggio? Deve avere coraggio anche di affrontare il tritacarne mediatico che ahimè altri sono abituati ad attivare sempre e comunque. Chi ha insomma la schiena dritta, ripeto, ed ha coraggio e non ha padroni, deve bypassare questo e pensare solo ad amministrare e a portare avanti tutto quello che è già stato iniziato. Errori ne sono stati fatti, per carità, ne faccio ammenda, vedrò di superarli, però cose buone ne sono state fatte pure tante, a cominciare dall'importanza che questa Naro sta avendo in Sicilia e mi permetto di dire in Italia. Riaprirà la piscina comunale di Villa Seta ad Agrigento dopo 4 lunghi anni di attesa. A comunicarlo l'assessore allo sport Gerlando Piparo. Un evento atteso da tutta la città che rappresenta, afferma l'assessore, il raggiungimento di un obiettivo che mi ero prefissato e su cui ho lavorato sin dalla mia nomina di assessore. Si restituisce pertanto alla comunità agrigentina una struttura fondamentale per lo sport e per il benessere e l'aggregazione sociale. Un incontro con gli operatori turistici del territorio si è svolto a Siculiana al fine di promuovere le iniziative in favore dei visitatori, alla presenza del sindaco della città, Peppe Zambito. L'intervista. Sindaco, lei stamattina ha incontrato gli operatori turistici del territorio per programmare cosa? Ma è fondamentale rispetto a quello che noi stiamo portando avanti come promozione turistica, che si costituisca una rete in cui sicuramente i protagonisti sono gli operatori turistici e del settore enogastronomico. Quindi questo è il secondo appuntamento che noi facciamo con loro, uno per ascoltare, perché chi vive l'esperienza turistica, come dire, in modo quotidiano sa quali sono magari i problemi che vanno superati e quindi li ascoltiamo per capire come intervenire, come abbiamo fatto. Due, perché per condividere con loro il progetto, perché l'impegno dell'amministrazione comunale è un impegno che va in una direzione ben precisa: offrire un'offerta turistica di qualità, dove è possibile coniugare la bellezza delle spiagge, le bellezze naturali col centro storico e la ricchezza di una storia che ha una parte araba e una parte ebraica di questo paese, e la riscoperta e la scoperta di luoghi, a cominciare dal santuario, dal castello Caramontano, dal museo Mete e tantissime altre cose che noi stiamo in qualche modo portando avanti per arricchire appunto un pacchetto affinché la gente arrivi a Siculiana e possa vivere davvero un'esperienza. Si è svolto stamani presso l'Istituto Sciascia di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Milena Siracusa, un incontro di formazione sul tema della legalità finanziaria, promosso dall'Ufficio Scolastico Provinciale, cui ha partecipato il sostituto procuratore della Corte dei Conti Cavallaro. Noi eravamo sul posto. Milena Siracusa, DS dell'Istituto Sciascia, oggi un'interessante iniziativa sull'educazione finanziaria con un ospite sicuramente di grande livello che parlerà ai ragazzi e spiegherà quali sono le dinamiche dell'aspetto finanziario. Sì, è un'iniziativa che abbiamo atteso per un intero anno scolastico, durante il quale ci siamo preparati a vivere in maniera significativa questa giornata, l'incontro con il sostituto procuratore Marco Cavallaro, che praticamente rende pratica un'iniziativa che nasce in virtù di un protocollo di intesa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stipulato con la Procura Generale della Corte dei Conti, che poi anche il nostro ufficio scolastico regionale ha stipulato con la Procura regionale, e grazie al quale si possono realizzare all'interno della scuola dei percorsi di conoscenza sulla legalità finanziaria per cercare di far vivere concretamente ai nostri studenti quei concetti di
onestà, di uso corretto del denaro pubblico, finalizzato al bene collettivo, per cui ancora una volta le risorse professionali interne dell'istituto collaborano e si accompagnano a risorse qualificate esterne per convergere verso un unico obiettivo: costruire abiti comportamentali che siano aderenti alle norme, ispirati ai principi del buon cittadino, richiamandoci alla nostra Carta Costituzionale, che deve sempre guidare qualsiasi azione posta in essere. Ecco, oggi lei cosa chiederà ai ragazzi? Cioè, cosa spiegherà? Quali saranno i concetti per una maggiore legalità? Perché legalità è anche la legalità della contabilità, dei conti, dell'aspetto finanziario, insomma. Ma innanzitutto mi permetta di ringraziare la nostra Procura Generale per questo protocollo d'intesa stabilito con il Ministero dell'Istruzione, la Procura Regionale diretta dal Procuratore Pino Zingale, che mi ha dato questa occasione a me come agli altri colleghi di potermi rapportare con i ragazzi delle scuole superiori. Il tema è proprio l'educazione alla legalità finanziaria. Ora, lungi da me di poter essere un educatore, vorrei cercare di fornire degli strumenti critici ai ragazzi per poter da un lato capire quello che fa la Corte dei Conti e soprattutto come la Corte dei Conti si rapporta ed è effettiva ed efficace nei limiti del possibile delle nostre capacità nella tutela delle finanze pubbliche, delle disponibilità pubbliche e delle risorse che devono essere sempre destinate al bene della comunità. E dare anche loro gli strumenti appunto per capire come noi operiamo e per avere fiducia che nella macchina statale, nel nostro complessivo ordinamento, vi sono degli strumenti da un lato per indirizzare al meglio possibile e al miglior risultato possibile le risorse di cui si ha a disposizione, dall'altro per correggere quelle che sono purtroppo delle storture, degli errori che capitano e su cui appunto la Corte dei Conti sia prima che dopo cerca di poter intervenire per correggere appunto e finalizzare al miglior utilizzo possibile le risorse di cui lo Stato e di cui tutte le comunità hanno disponibilità. Ovviamente Stato e comunità sono in realtà la stessa cosa, noi siamo parte dello Stato. I ragazzi devono essere spinti a partecipare in maniera positiva e proattiva alla vita della propria comunità nei suoi più ampli e diversi gangli e aspetti e soprattutto avere convinzione che vi sono degli strumenti per poter indirizzare nei limiti, ripeto, della possibilità e delle capacità al miglior ottenimento possibile, al miglior bene possibile della comunità, le risorse di cui abbiamo a disposizione e che vengono destinate appunto da noi stessi al nostro bene comune. Questo sarà il mio tentativo, non certo di educare, ma di fornire se possibile degli strumenti di interesse, di valutazione, di critici per poter essere dei cittadini sempre più informati, sempre meglio informati, sempre più attivi e propositivi e positivamente inseriti nella macchina sociale. Ecco, questo è il tentativo che si cercherà di fare oggi nel rapporto con gli studenti. È stato presentato sabato scorso il nuovo progetto sul teatro di Eraclea Minoa, Cattolica Eraclea, ove già è in corso di preparazione la rassegna dei teatri di pietra per l'imminente stagione estiva. In merito abbiamo intervistato il primo cittadino, Santino Borsellino. Sindaco, qualche giorno fa si è presentata la nuova struttura del teatro Eraclea Minoa, un fatto importante dove ha visto la partecipazione di tanti esperti. Ecco, cosa si ci aspetta da questa nuova struttura? È stata una bella iniziativa a Cattolica, grazie al direttore del parco, c'è stata tanta affluenza, tanta partecipazione, tanti deputati sia nazionale che regionale. Ora si aspetta che venga finanziato perché è un volano per ripartire Eraclea Minoa. E quindi sarà una risorsa sia di noi cattolicesi e una risorsa nell'intero territorio perché Minoa con quella bella location, quella zona archeologica è una zona esemplare. Partiranno già, i primi contatti sono stati avviati, anche quest'anno la stagione estiva con i teatri di pietra, un appuntamento cui Eraclea Minoa non può rinunciare anche quest'anno e anche ovviamente la vostra amministrazione con l'impegno che mettete sempre. Sì, già hanno mandato il programma, i teatri di pietra, quindi saranno 7 serate nel periodo estivo e qualche cosa come pubblicizzare un territorio, c'è tanta gente che viene anche da Palermo, quindi questo è un volano, noi cerchiamo come amministrazione di vogliare, di pubblicizzare e con la ristrutturazione del palazzo, cioè del teatro, si completa una zona bellissima.
e cercheremo di lavorare con le problematiche che ci sono. Almeno sono ripartite queste settimane del pacimento dell'erosione, abbiamo un problema di frana che ieri siamo stati dal dissesto idrogeologico per cercare di intervenire il prima possibile, e abbiamo un piano di recupero già che l'abbiamo consegnato perché ci stiamo lavorando, perché c'è un problema di parcheggi. Poco alla volta, ma sempre in una fase che miglioreremo, poco alla volta, ma ci siamo. Informazione e democrazia, il ruolo delle TV locali, e questo è il tema del dibattito che si terrà sabato mattina presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento. In merito abbiamo sentito il professor Enzo Di Natali, organizzatore dell'evento. Sabato mattina si terrà presso la Biblioteca Lucchesiana un interessante convegno dove parla di stampa, del futuro delle TV locali e del ruolo che hanno avuto e che speriamo possono continuare ad avere nel tempo. Da cosa nasce questa idea? Ne parliamo con Enzo Di Natali, che è protagonista appunto di questa iniziativa. Il titolo del convegno, lo diciamo ai telespettatori, è il seguente: Democrazia e informazione. Il ruolo delle TV locali nel nostro territorio, che si terrà sabato alla Biblioteca Lucchesiana alle 10 di mattina. Lo scopo è questo: capire il ruolo che le televisioni locali hanno avuto nel tempo passato e anche oggi nella informazione per una democrazia. Perché se l'informazione esatta, corretta, viene data a tutti, noi viviamo una democrazia piena. E le televisioni locali del nostro territorio penso che abbiano svolto questo prezioso servizio. Infatti, io ho definito le televisioni locali porte aperte, dove ognuno è venuto e ha espresso il proprio parere, è stato intervistato, ha partecipato ai dibattiti senza alcuna forma di preclusione. Questa è la vera democrazia e noi desideriamo sostenerla, noi desideriamo che questa democrazia continui, perché se c'è una informazione valida, veritiera, anche la democrazia è veritiera. Per cui, promosso dal Centro di Formazione alla Bioetica Evangelium Vitae, questo sabato vogliamo così svolgere questo dibattito alla presenza soprattutto delle associazioni culturali che nelle televisioni hanno avuto una grande visibilità. Non solo le televisioni, ma anche il mondo della scuola, il mondo della politica, tutto ciò che gravita nei nostri territori sono cresciuti perché le televisioni locali e la stampa in genere, devo dire, ha dato visibilità. Ed è giusto che anche in un momento di difficoltà l'associazionismo faccia la propria parte. Quindi chi vuole dire la sua può dirla. Sì, ci sono degli interventi programmatici, ovviamente come si fa per qualsiasi iniziativa, ma abbiamo dato l'opportunità ai rappresentanti delle associazioni in modo particolare, ma alla società civile che vuole intervenire, di intervenire in un dibattito democratico per la crescita del territorio. Siamo lieti di apprendere della nomina del dottor Gino Cacciatore alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio. Il Consiglio dell'Ordine esprime gli auguri di buon lavoro per un incarico delicato e complesso al quale siamo certi il dottore Cacciatore farà fronte con la competenza e la professionalità che lo contraddistinguono. Con queste parole, Santo Piruzzella, presidente dell'Ordine dei Medici e degli odontoiatri di Agrigento, ha commentato la nomina del dottore Gino Cacciatore, primario dell'unità operativa complessa di lungoleggenza al San Giovanni di Dio, di direttore sanitario di presidio, conferitagli nei giorni scorsi dal commissario straordinario dell'ASP Giuseppe Capodieci. Linea alla regia per la pubblicità.
Una cabina di regia sarà costituita per affrontare il tema della siccità. Il servizio da Trapani. Nuovi pozzi e rigenerazione di altri pozzi e sorgenti esistenti, pulizia delle traverse, dei corsi d'acqua, dissalatori mobili e piccoli interventi per il ripristino delle autobotti comunali sono solo alcune delle più rapide soluzioni individuate dalla cabina di regia regionale per l'emergenza idrica in Sicilia, ritenuta fra le più gravi di sempre. La struttura, presieduta dal governatore siciliano e coordinata dal capo della Protezione Civile regionale, che riunisce competenze tecniche, accademiche e scientifiche, sta adesso mettendo a punto il piano di interventi e dei relativi costi da inviare a Roma per la valutazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità già richiesto dalla Giunta regionale. Del suo insediamento la cabina di regia sta operando anche a livello provinciale con 9 tavoli di lavoro, congegno civile, protezione civile, autorità di bacino e consorzi di bonifica. Nel dettaglio le proposte con efficacia immediata per la mitigazione dell'emergenza idrica riguardano la rigenerazione di una 50 di pozzi e sorgenti già esistenti ad uso idropotabile, l'individuazione di un centinaio di siti vicini a condutture e linee elettriche in tutta la Sicilia in cui scavare nuovi pozzi ad uso irriguo, salvaguardando così le scorte idriche presenti nelle dighe da destinare esclusivamente per la popolazione. Inoltre sono previsti interventi su impianti di pompaggio e condutture, operazioni di sfangamento di 6 traverse fluviali, finanziamenti per la riattivazione delle autobotti in una 60 di comuni siciliani. Sul fronte di installatori si lavorerà nell'immediato con l'acquisto e l'installazione di moduli mobili nei siti esistenti nell'attesa di poter procedere alla sostituzione degli impianti fissi a Porto Empedocle, Trapani e Gela, dove i tecnici della task force in queste ore stanno effettuando ispezioni. Un altro sostegno per l'agricoltura potrà arrivare, una volta dichiarato lo stato di emergenza nazionale, anche da eventuali deroghe per l'utilizzo dei fondi del PSR. Fa tappa a Messina il furgone dei diritti della CGIL. Sentiamo in merito Pietro Patti, funzionario del sindacato. Il Palermo Malta partirà dal 24 aprile, quindi sarà 24 e 28 aprile, e poi seguirà una logica settimanale ogni giovedì e domenica. Nel corso della stagione estiva ci saranno alcuni collegamenti anche di lunedì, martedì e mercoledì, ma comunque per maggiori informazioni e dettagli sul calendario andando sul nostro sito ellofly.it si può vedere la data di partenza e laddove c'è la disponibilità anche nei giorni feriali. La tratta Palermo-Malta viene svolta, è un bisettimanale, quindi 2 volte a settimana, poi durante l'estate ci sono dei raddoppi di linea. È svolto in partnership con Ellofly, con cui collaboriamo ormai da diversi anni. L'aeroplano in questione si chiama Dash 8 Q400 e permette di portare 78 persone in totale tranquillità, quindi l'aeroplano è silenzioso. Hanno la possibilità di salire a bordo con una cabina climatizzata e soprattutto è green, quindi è la cosa più importante per cui la Luxwing ha investito su questa tipologia di aereo. Nelle nostre tariffe siamo chiari, cioè se il costo appare nel nostro sito 45 euro è incluso di tutto, non c'è poi questo, poi quello, poi quello, poi quello e poi finisce a 150 euro. No, noi tariffe chiare e nette. Promozioneremo un'offerta meravigliosa secondo me in una struttura 5 stelle a Malta, parliamo del Fortina Barsello a Slima, cioè di fronte a mare, con piscina, sauna, spa e quant'altro uno possa sognare di trovarsi in una vacanza. Parliamo di un 5 stelle, parliamo di un soggiorno che va da giovedì a domenica, aereo, transfert incluso e hotel in pernottamento e prima colazione, ripeto in un 5 stelle parliamo di 460 euro a persona. E per lo sport Carmelo Lentini ci parla sulle novità relative alla squadra dell'Akragas e dell'Empedoclina Calcio. Domenica prossima in Serie D l'Akragas ritorna in campo per affrontare per la terzultima di campionato la compagine calabra del San Luca.
La squadra biancazzurra intende concludere il proprio cammino positivamente e conquistare più punti possibili. Fuori Marrale perché deve subire un intervento, il resto della squadra è al completo. Ed ora parliamo che la prossima stagione la compagine di Piana degli Albanesi parteciperà al torneo di eccellenza, avendolo vinto con grande merito. 4 invece le squadre che si contenteranno, stiamo parlando sempre di promozione girone A attraverso i playoff, un posto utile per salire di categoria. Si giocheranno sabato prossimo 20 aprile, ore 16, le gare che interessano 4 squadre. Parmonval che lotterà contro il Bagheria Città delle Ville allo stadio Lo Monaco. L'altra partita invece è Città di San Vito Lo Capo Marsala che si disputerà al comune di San Vito Lo Capo. Le vincitrici di questi 2 confronti si sfideranno sabato 7 e domenica 28 aprile a campi invertiti alle ore 16. Per quanto riguarda invece la zona bassa della classifica, terminato appunto il campionato di promozione girone A, adesso è la volta della disputa dei play-out che vede coinvolta l'Agrigentina Empedoclina. La squadra marinara scenderà in campo domenica prossima 21 aprile alle ore 16 sul campo del comunale di Giardinello contro la locale Giardinellese. Solo una vittoria potrà regalare all'Empedoclina la certezza di rimanere nella categoria. Bene, questo è tutto per l'appuntamento odierno del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20 e replica la mattina alle ore 9 e in tutta Italia sull'LCN 268. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alla prossima edizione.